Ah. Mm. 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 Grazie, signore. Va tutto bene? Solamente un po' di spavento. Tu non hai visto niente, chiaro? Chiaro, signor Robert. Avrei voluto comprarteli, ma non mi è stato possibile. Sono stato occupato fino a tardi. Conosco bene i tuoi impegni, ma sei perdonato. Sai una cosa? Ho una mogliettina davvero meravigliosa. Ti adoro. Mi fa piacere sentirtelo dire, ma vorrei anche non avere tante ansie e timori. Ti preparo qualcosa da bere. Lo sai che giorno è oggi o l'hai dimenticato? No, l'anniversario del nostro matrimonio. Robert! Aprimi la porta! Voglio sapere cos'è successo stavolta! Ma non è niente di grave, stai tranquilla. Non lo credo! Aprimi la porta, Robert! Aprimi! Aprimi! Cos'è stato? Ma non mi è successo niente. Non preoccuparti. Solo un colpo di striscio. Vieni. Chi è stato? Dimmi la verità. Non lo so, uomini che non ho mai visto. E tu non pensi al nostro figlio? Non ci pensi? Non puoi permettere che corra il rischio di nascere orfano o che venga evitato perché figlio di un gangster. Smettila. Ti ho detto che cambierò vita e lo farò. Abbi fiducia. Sono tanto stanca. È una promessa, Amy. Guardami. Capisco le tue paure. Si tratta ancora di poco, credimi. Ci sono a volte cose più forti di noi che ti costringono a compiere azioni che non vorresti e che devi affrontare se vuoi annullare il passato. Sì, conosco questa storia, l'ho sentita tante volte. Ma questa sarà l'ultima. Promettimi che tutto sarà finito prima che nasca. Farò il possibile. Quando lui nascerà saremo lontani. In una tranquilla villa in campagna. Sto liquidando tutto. Annie, ti prego, prendimi la giacca. Per piacere. Che cos'è? Aprilo. Ah, tesoro, è magnifico. Sai, nemmeno io ho dimenticato il nostro anniversario. Questo è per te. Oh, è molto bello. Hai avuto un ottimo gusto. È una piccola cosa. Aprilo tu. Ti piaccio? Così mi avrai sempre vicino a te. Amore, sei meravigliosa.
Vedo che gli affari ti vanno bene, vero, fratello? Posso fare qualcosa per te? Dimmi cosa vuoi. 100.000 al mese e non avrai fastidi, altrimenti ci penseranno i miei uomini a farti cambiare idea. Freddy, il tuo cliente è un po' troppo rumoroso. Fallo stare zitto. Sentito, Ramirez? Disturbi il signore. Non riesco a concentrarmi. E lascia che si concentri, il pupo. Scusatemi un attimo, torno subito. Guarda, guarda chi si vede. Il messicano. Questa zona è mia. È tua. Dimostramelo. Batti sotto, Ramirez! Dai, Ramirez! Uno come te non è uomo nemmeno con un coltello in mano. Non portare armi se non le sai usare. Ricordatelo. Buttatelo fuori. Robert, c'è di sicuro qualcun altro dietro di lui. Scusatemi, signori. Aria di burrasca. Già, andiamo. Notizie sulla nomina del nuovo sbirro? No, non ne so niente. Sì, un certo Tanner. Andiamo a sentire la predica. Mi chiamo Tamer e sono il nuovo ispettore di questa città. Ho voluto conoscervi tutti personalmente e vi dico subito che non ho pietà per quelli che appartengono alla vostra razza. Combatterò quello che rappresentate. Droga, prostituzione, violenza. Queste sono affermazioni gratuite e abbastanza azzardate. Meglio per voi. Però sappiate che ho la ferma intenzione di ripulire la città. Così saremo tutti più tranquilli, ispettore. Noi siamo dei cittadini onesti e per bene. E inoltre non abbiamo tempo da perdere. Lo immagino. Fuori. Potete andare. Erano tutti presenti? Sì, ispettore. C'erano tutti. Tutti i rappresentanti della peggiore feccia. Bene. Voglio che siano tenuti sotto controllo ogni ora del giorno e della notte. E di questo me ne occupo personalmente. Oh, tesoro, sentissi come si agita. Avrà una voglia matta di conoscerti. Sarà il bambino più bello del mondo. E come può non esserlo? Con una mammina come te? E se fossi femmina ti dispiacerebbe? Impossibile. È maschio di sicuro. Vedrai. Oh! Mi ha detto che è maschio. Ero sicurissimo che lo avrebbe confermato. Da un lupo non può nascere un agnello. Hanno pranzato in una trattoria sul Bosforo, poi hanno passeggiato a lungo mano nella mano, di ottimo umore. Quasi davano la sensazione di essere due amanti. Tutto normale? Sì, niente di sospetto. Voglio che l'uomo sia sorvegliato di continuo e non sia perso d'occhio. Hai padellato, amore? È questo che è un catenaccio. Ma non cercare scuse, adesso ti faccio vedere io come si fa. Poi sono andati a Luna Park. Sono stati avvicinati da nessuno? No, io li ho pedinati mentre rientravano, ma non è successo niente, capo.
Sì, sono io. Vengo subito. Chi era? Chi è che telefona a quest'ora? Ho una faccenda da sistemare. Non mi va di restare sola. Sarò di ritorno prestissimo. Torna a letto. Cerca di dormire. Non voglio che tu esca, ho paura. Ah, non dire sciocchezze. Sono terrorizzata ogni volta che te ne vai. Mi hai detto di avere fiducia. Ascoltami. Ti ho promesso che tutto finirà presto. Non temere. Manterrò la parola. Pronto? Per questa notte? L'informazione è sicura? Bene, allora raduna tutti gli uomini. Sì, vengo subito. George, ma devi proprio andare. Sì, Julie, dormi. Alla centrale hanno arrestato un tale e hanno bisogno di me. Perfetto. Sistemate subito la roba al solito. La polizia! Tu vai di là, presto! Robert! Robert! Robert, cosa facciamo adesso? Questa è una spiata. Copritemi le spalle. Da questa parte, corri! Fermi! Gettate le armi! Fermati, Robert! $300.000. 500. D'accordo, vedo. Full di K. Poker. Devi seguirmi al dipartimento. Ti consiglio di non fare storie. Dottore, Il peggio è passato, guarirà. e la gamba? Per il momento non posso ancora pronunciarmi. Mi scusi. Si faccia forza, signora. Poteva andargli molto peggio. Poteva morire, è questo che intende dire. Consolante. Avanti, confessa, ti hanno visto mentre sparavi. Deve esserci un errore. Non porto mai armi. E allora, come hai sparato? Eh? Con le dita. Spiritoso. Non ho sparato. Sei fregato. Allora sei contento? Ispettore George Tammer. Tutti questi uomini hanno testimoniato il falso, vostro onore. Perché manovrati da un gangster che da anni agisce indisturbato e che muove le fila di ogni tipo di racket. Dalla prostituzione alla droga. Dal furto all'omicidio. Grazie, ispettore. Può accomodarsi. Imputato, ha qualcosa da dire? Nulla, vostro onore. Ho fiducia nella giustizia di questa corte. La difesa è una missione di colpevolezza e io non ho rapporto alcuno con gli avvenimenti ai quali si riferisce l'ispettore. E inoltre non porto mai armi. È falso. Vostro onore, è la pura verità. Se lei non ha sparato, da chi è partito il colpo? Sono stato io, vostro onore. Qual è il suo nome?
Mi chiamo Omer Karachi, signore. Sa, faccio sempre la stessa strada. Ho sentito degli spari e ho avuto paura. Volevo fuggire, poi lui mi si è parato davanti con la pistola puntata e allora mi sono detto, questa è una rapina. Era buio, ho estratto la pistola e ho sparato. Come facevo a sapere che era un poliziotto? Sta mentendo, vostro onore. Questo processo è un oltraggio alla Corte. La Corte non si sente affatto oltraggiata ad ascoltare un'ammissione di colpevolezza. La giustizia vuole fatti e non parole, ispettore Tammer. E proprio i fatti dimostrano che non ci sono prove contro l'imputato. Può affermare il contrario? No, vostro onore, non ne sono in grado. Possiamo procedere. Cancelliere il dispositivo. Visti gli atti processuali, questa Corte dichiara il non luogo a procedere contro l'imputato per inesistenza del reato ascrittogli. Inoltre, a norma degli articoli 15 e 16 del Codice Penale, rinvia a giudizio Omer Karachi per tentato omicidio ai danni dell'ispettore George Tammer. L'imputato è autorizzato fin da ora a nominare un suo avvocato di fiducia. L'udienza è chiusa. Congratulazioni! Avrà finalmente capito che deve lasciarti in pace. Me lo auguro. Lo manderanno a dirigere il traffico. Non cantare vittoria, Robert. La partita non è chiusa. Io aspetto. Ma non credere di potertela cavare. Non avrai più pace. Almeno fino a quando non avrò estirpato il male che porti in te. E questo fino in fondo. Molti auguri, ispettore. Le faccio anch'io un augurio. Che qualcun altro non paghi per lei. Perché sei venuta? Mi dispiace. Purtroppo non ho saputo resistere. Non sono stato io. È la verità. Non cambia molto. È uno dei tuoi uomini. Sei tu il responsabile. Ti capisco. Sei sconvolta. Potremo parlarne dopo. Per ascoltare ancora delle bugie? Ti prego, portami a casa. La polizia. Fermi, non muovetevi. Cosa c'è ancora? In piedi tu. Sempre pronto a servirvi. Mi pareva di averlo detto che non porto mai armi. Lo sappiamo che sei un cittadino modello. Si può dimostrare il contrario? E questa cos'è? È una pistola. Ma quanto sei colto? Non mi lamento. Piantala. Non fare lo spiritoso, ti manca la faccia. Non incanti nessuno. Non ci penso proprio. Porto sempre 2 pistole. Per sparare ai lupi? Non si sa mai. Caramelle? No. Sono soldi. Per le caramelle. Non compro caramelle, sono debiti di gioco. È vero, Ross? Ross, non aver paura di lui. Dimmi la verità. Sì, è un debito. Sei un imbecille. Non vuoi capire che facendo in questo modo resterai per sempre in mano sua. No, ispettore, ho giocato e ho perduto. Sei un vigliacco come lui. Una conversazione interessante. Ce n'è per molto? Me ne vado, ma non potrai resistere in eterno. Dal mese prossimo voglio il doppio, senza ritardi. Sì, d'accordo, va bene. Non dimenticarlo. Non lo dimenticherò, ma adesso basta. Alzati. Quando basta lo dico io. Gli andrà bene? Andiamo via adesso, basta. Ha persino troppe cose. Niente mai troppo per lui. Che vuoi prendere ancora? Ne vorresti un paio anche per te? Oh, caro, quanto sei buffo. Oh no, quella no, non comprarla. È soltanto un giocattolo, lo so, ma non voglio che l'abbia. Sì, hai ragione. È così che ho cominciato, con un giocattolo. Me l'ero proprio dimenticato. Mi hai promesso di cambiare vita. Ora dovrai pensare solo a lui, cercare di dargli di più, molto di più, per portarlo su una strada diversa dalla tua. Sì, e lo faremo insieme. Io non ho avuto la stessa possibilità. Per lui sarà diverso. Vieni, andiamo. Robert, Cosa c'è? c'è uno che vuole parlarti. Entra.
Salve, capo. Vieni, vieni avanti. Bevi pure se ne hai voglia. Grazie, capo, ne avevo bisogno. Non ancora per molto, Juno. Così sei diventato una spia. Ma, capo... Lo sapevo che eri un verme. Cosa dice mai? Metti il bicchiere sulla testa. Di te non mi fido. Sbaglia, capo. Sono qui per darvi un'informazione importante. D'accordo, sentiamola. Non muoverti. Come vuole. Bene, d'accordo, capo. Non mi muovo. È un'informazione che vale, diciamo, il 5% della merce. Sì, il 5%. Alla profondità di circa 30 metri sarà gettato in mare domani sera dall'Airone a 3 miglia dal porto un carico di eroina pura. Rimettilo in testa. Da gente come te ci si può aspettare di tutto. Solo quando ti buchi ti senti uomo. Ma che c'entra? Ti auguro per il tuo bene di non avere mentito. E augurati che tutto fili liscio. Non te la caveresti. Capo, è la verità. Non ho mentito. Va bene, voglio crederti. Ma il buco te lo farò io se qualcosa non va per il verso giusto. Ma sarà l'ultimo. Ecco i marsigliesi, capo. Guardi, vanno all'appuntamento. E allora muoviti, dobbiamo fermarli. Vieni, bello, noi andiamo dentro, eh? Tutti sistemati, Robert. Muoviamoci. Ci sono cascate. Piano, accosta a destra. Tutto a posto? Dai, sono pronto. Adesso cominciate a pompare. Ecco, siamo arrivati.
ti conoscono da queste parti. Ci capita ogni tanto. Mr. Abbas. Venite. Di qua. E così avete fatto fessi i marsigliesi, eh? Bel colpo. Controllo sempre la merce prima di pagare. Certo, è nel tuo diritto. Fai pure con comodo. Vedo che sei ragionevole. Sei in gamba, Robert. Mi piaci. Non commuoverti. Non divento uno dei tuoi scagnozzi. Lavoro da solo io. Eppure, Mr. Abbas. Provvedi per la miscela. Devo controllare? Puoi stare tranquillo. Voglio la mia parte, eh? Ho combinato io l'affare. La polizia! Siamo circondati. Presto, qualcuno prenda la merce. Carogna! Parla Tamer! Arrendetevi! Siete circondati! Arrendetevi! Fermo! Arrenditi! Via! Indietro, indietro! Ha dato fuoco alla casa! Dall'altra parte, smetti! No, avanti, muovetevi! I cavalli ci vengono addosso! Fate piano. Chi ha preso la roba? Ce l'ho io. Andiamo. Fermi tutti! Mani in alto! Emergenza, parla Tamer. Emergenza zona 7. Bloccare treni in transito. Ta zona 7. Emergenza, passo e chiudo.
Sì, pronto. Con chi parlo? Posso sperare che starei calma. Stavolta sono nei guai. Vorrei essere con te. Anche se sono disperata. Saremo insieme fra poco. Questa è la volta buona, Annie. Veramente. Devi fidarti di me. Pensi di riuscire a raggiungermi da sola? La casa è circondata. Ne sei proprio sicura? Prova a guardare anche dall'altra uscita. Non c'è niente da fare. Sono dappertutto. Ce la caveremo. Ce la caveremo, non spaventarti. Tenterò, anche se non è facile. Non lo sono per me, ma per lui. Il piccolo lo faremo nascere lontano da tutte queste porcherie. Ora, ascolta un solo minuto, attentamente. Usa la scala di servizio. Vai nel garage. Dad verrà a prenderti. Fai tutto quello che ti dirà. È la sola via d'uscita che abbiamo. E ricominceremo una nuova vita. Ti aspetto. Il motoscafo è pronto, ma dovrai aspettare la notte. Sì, grazie di tutto, Losi. Si sente male, signora? Non è niente, ma cosa è successo? È stata una spiata, l'hanno tradito. Adesso si sdrai sul sedile. Andiamo. York! Signore? Guarda quella macchina. Non mi convince per niente. Intanto che tu avverti la centrale, io la seguo. Stai con gli occhi aperti. Ok. York centrale. Adesso mi posso alzare, Dad? Sì, ormai siamo fuori pericolo. Oh. Oh, mio Dio, che dolore. Come mi sento male. Non vedo l'ora che sia finita. Ancora un po' di pazienza. Coraggio. Attenzione, attenzione. Da Tamer a tutte le auto. L'auto pattuglia A3 si porti subito alla centrale. Avvertire subito la guardia costiera. Sorvegliare le uscite di tutte le imbarcazioni. Ripeto, attenzione, attenzione. Ascoltami, Dad. Dimmi. È da molto tempo che conosci Robert? Sì, signora, da molto tempo. Era un bambino. Si può dire che l'ho visto crescere. Quanti anni sono passati. Gli sono stato sempre vicino. Non è stata facile la sua vita. Ma nonostante tutto, non l'ho mai abbandonato. Può continuare così, dobbiamo fermarci. Ti prego, non ti fermare. Ho bisogno di averlo vicino. Robert. Accidenti. Salve, scusate un'informazione. Ho una persona che sta male. C'è un medico qui. Un medico? No, c'è la vecchia Ermì che se ne intende. Se vuole l'accompagno. Sì, ma facciamo presto. Ah, senta, c'è un telefono qui in paese. Sì, è il posto di frontiera, non è lontano.
Venga, si accomodi. Al posto di frontiera, ha detto. È strano che non ci sia un altro telefono qui in paese. Ma prima pensiamo a lei. È successo qualcosa? Dad è molto in gamba, sa cavarsela benissimo. Non preoccuparti, stai tranquillo. Sì, sì. Pronto? Cos'è successo? Siamo a Sopan. Telefono dal posto di frontiera. Annie si è sentita male. Ho dovuto fermarmi. Come sta adesso? Tutto bene? Non è stato un viaggio comodo. Sai, ci sono state delle complicazioni. Delle complicazioni? Quali? Quel nostro amico ha intuito qualcosa. Cerca di capire. Ho dovuto cavarmela come meglio potevo. Ho capito, ma adesso dov'è? È al sicuro, sta tranquillo. Non potevo fare diversamente. Sì, lo so. Ma stale vicino, mi raccomando. C'è stato qualcosa che non ha funzionato. Sono stati seguiti e Annie sta male. Sto per diventare padre proprio adesso. Non posso restare, devo andare da lei. Non è il caso, ma prendi la jeep, così ti metti in bocca al lupo. So che è inutile dirtelo, ma ti capisco perfettamente. Hai fatto molto per me. Non lo dimenticherò mai. Tieni. Qui dentro ci sono dei soldi. Dividili fra gli amici. Pensaci tu. Sì, d'accordo. Ma tu cerca d'essere prudente. Spero che ci rivedremo. Addio, Robert. Aiutatemi. Ho tanta paura. Non si agiti. Andrà tutto bene, vedrai. Oh, mamma mia! Tra poco sarà finito. Portatemi da mio marito. Vi prego. Qui centrale chiama Tammer. Centrale chiama Tammer. Sono Tammer, potete parlare. Dal posto di frontiera Z37 ci segnalano che l'auto ricercata è a Sopan. Tutte le auto convergano su zona segnalata. Fermo! Non ti muovere. Dov'è la donna? Sei fregato ormai, ti conviene parlare. Dimmi dov'è. È in casa della vecchia Hermine. È quella. Tu, mettiti lì. Tu, dietro la casa. Andiamo. Finalmente è arrivato. Sapesse da quanto tempo lo chiama, sta per nascere. Su, muoviti, accompagnalo dentro. No, grazie. Sergente, non ci deve scappare. Faccia circondare tutta la zona e mi raccomando, occhi aperti. Va bene. Faccia sistemare i suoi uomini. Venite. Ehi, amico. Qual è la casa del medico? Qui non c'è medico, signore. Chi si occupa dei malati? Hermine si occupa di queste cose, in fondo al paese. Dai, monta. Robert, scappa! Vattene! La zona è circondata! Fermati o sparo! Robert! Piccolo sforzo. Devo assolutamente passare. Tra le case. Sparate! Non fatelo scappare! Da questa parte! Presto!
Può entrare. È arrivato in tempo. Amore. Ora che siamo insieme, ne è valsa la pena. Adesso la nostra vita ha veramente uno scopo. Il mio scopo sei tu. E tuo figlio è un maschio. Sarà diverso per lui, vero? Me lo hai promesso. Non dimenticarlo. Te lo giuro. Mi basta solo averti vicina. E tutto sarà più facile. Caro, ti sono sempre stata vicina e continuerò ad esserlo. Dobbiamo solo pensare a lui. Lo so, mi ci è voluto molto tempo, ma adesso ho capito che ci sono cose più grandi, più importanti della nostra stessa vita. Oh, come ti amo. Non adesso. Ti supplico. Annie. Annie. Non adesso. Dove sono? Sono dentro, in trappola. Robert, mi senti? Non hai scampo! Vieni fuori con le mani alzate! Annie è morta. Te la affido. Abbi cura di lui. Johnny, sono qui. Ciao. Com'è andata? Tutto bene? Sì, mamma. E papà è tornato a No, casa? non ancora, ma non dovrebbe tardare molto. Leggi cosa scrivono di lui. Ad alta voce, coraggio. Scommetto che sarai contento. Allora, l'ispettore George Tammer è stato nominato in data odierna capo della polizia. Mamma, gli facciamo un regalo? Certamente, se lo merita. Pista! Bravo! Questa è tua. Grazie. E questo è per te. È il regalo di Johnny. E questo è il mio. Allora vediamo la sorpresa. Con quella puoi arrestare tutti i ladri della città. È molto bella, vero papà? Sembra proprio vera. Bang, bang! Ah! Vai in giardino adesso, ti chiamerò per il pranzo. Sta attento a non farti male, eh? Capito, Ciao, Johnny? papà. Mi raccomando. Ciao, corridore. Per te.
George, come sono felice. Mi ci vedi? Condannato alla scrivania. Era ora. Penso che hai fatto abbastanza. Robert. Dad, sono contento di vederti. Ti trovo bene. Anche tu sei uguale. Solo qualche anno in più. Sono passati gli anni, ma per te sono sempre quello di prima. E da allora non ho saputo più darmi pace. Se non mi fossi fermato, se l'avessi ascoltata, forse sarebbe ancora qui. Sì, mi sento responsabile. È accaduto anche per colpa mia. No, tu non c'entri niente, hai fatto l'impossibile. Non cercare di placare la mia coscienza. È un problema fra me e lei. Ne ho provato un grande dolore. Lo so. Scusa se te lo domando, Robert. Cosa hai intenzione di fare con tuo figlio? Non lo so proprio. Ti senti male, figliolo? Mi sento come se avessi paura. Ma devi fare qualcosa. Credo che abbiano chiesto il provvedimento di adozione e certamente lo avranno accordato. Chissà che gli avranno detto di me. Ma non importa, voglio vederlo. Prendila, può esserti utile. No, non mi serve. Non ne ho bisogno. I tempi sono cambiati e voglio mantenere una promessa. Va bene, come vuoi. Quindi la squadra si rechi a Galate. È qui che scaricheranno le armi. Non possiamo sbagliare, gli informatori lo hanno dato per certo. Signori, questa volta dovremmo farcela. Avverta l'ispettore della Guardia Costiera che ho urgente bisogno di parlargli. È tutto chiaro? Nessuno ha domande da fare? No, capo. Potete andare. Sia gentile, mi permetto di insistere. No, è impossibile. È molto importante, mi creda. Scusi, capo. C'è un uomo che chiede di lei, un certo Robert. Dice che è urgente. Ha insistito. Che cosa devo fare? Lo faccio entrare nel mio ufficio. Si accomodi, viene subito. Ciao, Robert. Una bella famiglia, vero? E mio figlio? Johnny? Non vorrei portarcelo via. Che faresti se tu fossi al mio posto? Ho passato anni di tormento. Bisognava che tu pagassi il tuo debito. Sì, è vero. Almeno potrò vederlo. Sì, potrai vederlo. Dov'è? Dove abita e vive, a casa sua, Robert. Adesso? Anche subito. Però stai attento a quello che fai. Non rompere l'armonia che lo circonda. La verità lo ucciderebbe. È tardi per riconquistarlo. Non saprebbe mai perdonarti gli errori che hai commesso. Non creare altre infelicità attorno a te. Tu scegliesti la tua vita. E lascia a lui la sua. Fallo crescere tranquillo in un ambiente pulito. Mi chiedi di rinunciare all'unica cosa che mi è rimasta, perché per me adesso non c'è altro nella vita. Puoi solo immaginare quello che sto provando. Perfettamente, io ti conosco bene. Purtroppo sei mio fratello. Lo sai adesso quello che rappresenti per lui? Puoi immaginarlo? Prova a tirar le somme. Provalo. Entra pure.
Lo so quello che sei venuto a fare. Mandalo via, George. Stai buona. Ma come stai buona? Non posso stare buona. Sarebbe la fine per il mio bambino, una crudeltà. Con i tuoi precedenti ne faresti uno spostato, uno sbandato senza morale come te. Ascoltami. Lui ha bisogno di me. Sono la sua mamma. Come potresti dirgli? Devi ricominciare tutto da capo. Sei stato imbrogliato. Hai fatto tanto male. Adesso non farne ancora. Non te lo permetterò. Non riuscirai a portarmelo via. Ma io voglio solamente vederlo. Mamma! Papà! Sta arrivando. Asciugati gli occhi. Accomodati. Ciao, mammina. Tesoro. Mamma, gli occhi rossi. Non è niente. È solo un po' di raffreddore. Ciao, papà. Ciao, piccolo. Sai, oggi sono stato buono. Sono contenta. E la maestra mi ha fatto un regalo. Quale regalo? Un libro, con tante figure. Fallo vedere a papà. Guarda, ci sono tanti animali, vuoi vederli? Sì, ma più tardi. Vieni, c'è una persona che vuole conoscere. È lo zio Robert. Ricordi lo zio Robert? Te ne ho già parlato. Sì. È tornato da un lungo viaggio. Ciao, zio Robert. Desiderava tanto conoscerti. Adesso che si fermerà un po', spero che diventerete amici. Verrà spesso a trovarti. Spesso. Penso proprio di sì. Naturalmente, se anche a te farà piacere. Certo, e mi racconterai tutte le storie dei tuoi viaggi. Tutte le storie che vorrai, le più belle. Ma sono sicuro che quelle del tuo papà sono molto più divertenti delle mie. Adesso resta con noi. Certo, se vuole. Vieni, Johnny, da bravo. Sai, mi sei simpatico. Anche tu. Arrivederci, allora. Puoi restare se vuoi. Mi dispiace, sono stata ingiusta. È solo la sua felicità quello che conta adesso. Niente è troppo per lui. Lo so, caro. Ma abbiamo la casa piena di giocattoli. Ciao, giovanotto. Ciao, zio Robert. Sei contento di vedermi? Sì, molto. Ho pensato di venirti a prendere. Vieni, facciamo 4 passi. Zio Robert, guarda la foto del mio papà. Cosa c'è scritto? Una brillante operazione è stata portata a termine dal nuovo capo della polizia, George Tammer, sventando un ingente traffico d'armi. Erano tutti uomini cattivi. Uno una volta gli ha sparato alla gamba e lo sa che non può piegarla più. È molto bravo, vero? Sì, certo. Vieni, prendiamo qualcosa. Beh, e allora, non bevi? Perché sei sempre così serio, zio Robert? La mamma dice che quando uno è serio non è felice. Tu non sei felice? La mamma ha ragione. Non lo sono. Io invece tanto, perché ho la mia mamma e il mio papà. E tu non hai nessuno. Avevo qualcuno. E allora ero felice anch'io. Com'è bella! Chi è la tua fidanzata? È un angelo. E adesso dov'è? In cielo. In cielo. È vero che gli angeli ci possono vedere e se siamo buoni ci stanno vicino per difenderci dai cattivi?
Proprio così. E allora non devi essere triste, è vicino a te. Tu sei buono. Te lo regalo, Johnny. Sarà il tuo angelo custode e ti proteggerà. Sei contento? Oh, zio Robert, grazie. Ti voglio tanto bene, sai? George, dovrebbe essere tornato. Si sarà fermato a giocare con gli amici. Johnny, come mai così tardi? Guarda cosa mi ha dato zio Robert. E dove l'hai visto? È venuto a prendermi a scuola e poi mi ha accompagnato fino a casa. Va bene, tesoro, va a spogliarti adesso. George, tutto questo non mi piace. Non voglio che vada a prenderlo a scuola, non mi fido. Ti stai preoccupando inutilmente. Non credo di sbagliare. E poi te la sentiresti di proibirgli di vederlo. Sarebbe ingiusto, non ti pare? Probabilmente è perché non ero ancora preparata. Mamma! Sì, vengo subito. Eccomi. Pronto, qui George Tammer. Chi parla? Chi parla non importa. Ho bisogno di vederti in privato. Potresti fare un bel colpo. Che colpo? Di che cosa stai parlando? Affari, cose che ti potrebbero interessare se sei ragionevole, però ti avverto, verrai da solo, senza i tuoi scagnozzi, altrimenti non se ne farà niente, capito? Capito. Ora è il luogo. Alle 17 nel Parco del Castello. Va bene, ci sarò. Benvenuto, ispettore. Che cosa vuoi? Io niente, sono solo un intermediario. Sono stato incaricato di portarti questi. Il capo mi ha detto, vedrai che ti metterai d'accordo. Ha detto così? Suppongo che in cambio vorrà qualcosa di grosso. Troppo denaro per un favore piccolo. Sei molto intelligente, Tammer. Il capo dice che dovresti approfittare di questa occasione. I miracoli non si ripetono 2 volte. E inoltre hai una famiglia. Cosa vuoi dire? Mi stai minacciando? Niente affatto. Hai solo intralciato i piani del capo con la tua ultima prodezza. Adesso che hai fatto l'eroe, ti levi di mezzo e lo lasci in pace. Lui fa i suoi piccoli affarucci e tu ti godi serenamente la grana che ti dà. Non ti sembra onesto? Mi fate schifo. Va bene, lo metterò al corrente. Guarda! Guarda, zio Robert! Sono bravo, vero? Guardi questo. È robusta, sa? Ed è bello anche il colore. Robert, non credi che ci vorrà troppo tempo prima che possa usare quella? Credi che sia presto? Sì, forse hai ragione. Allora la prende? Penso proprio che non sia il caso. Vediamo quello là, invece. Il mio vola più in alto! Sei bravissimo. Lo sai che da bambino giocavo anch'io con gli aquiloni, con tuo padre? Vincevo sempre. Andavo più in alto di tutti. Più in alto del mio? Più in alto di tutti. Poi tiravo lo spago, così mi avvicinavo a loro e li facevo cadere. Grazie. Lo sai che domani è la mia festa? Ci vieni? Allora ci vieni alla mia festa? Certamente, ti porterò un bel regalo. È arrivato papà! 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 George! George, attento! Hai chiuso, Tammer! Papà! Papà!
Tutto bene. Grazie. Ti devo la vita. L'aquilone si è rotto. Ne faremo un altro. Posso andarmi a comprare una ciambella? Ho fame. Va bene, ma fai presto. Non si potrebbe, lo sai. Dammene 3. Va bene. Tieni. Johnny, senti, tuo padre ti vuole, vieni con me. Perché non è sceso dalla macchina? Non è in macchina. Mi ha detto di venire a prenderti e di portarti da lui, capito? Ma il bidello mi ha detto che... No, lasciami, papà, aiuto! Papà! Cosa facciamo? Me lo sentivo che sarebbe accaduto, ma tu avresti dovuto prevederlo. Non posso prevedere il futuro. George, fa qualcosa. Non puoi startene qui ad aspettare. Pronto, chi parla? A York hanno trovato Robert. E di Johnny? Chiedilo, hanno saputo qualcosa. Non ti muovere, vengo subito. Dice che lui non ne sa niente. Sono sicura che mente. Lo sapremo. Vengo anch'io con te. Cerca di essere ragionevole. Uno dei due deve rimanere qui a casa. Ti terrò informata. Potrebbe esserci qualche telefonata. Non oseranno fargli del male. Oh, mio Dio. Dov'è Johnny? A me vieni a chiederlo, sei tu che dovresti saperlo. Nessun altro, all'infuori di te, avrebbe avuto il coraggio di fare una cosa simile. Perché forse tu al posto mio l'avresti fatto. Avrei dovuto saperlo. Che gente come te non potrà mai cambiare. Lo sapevi che non saresti mai riuscito ad averlo. Nessun giudice lo avrebbe mai affidato ad uno come te. Hai approfittato della mia buona fede. Dove l'hai nascosto? Parla. Chiedo scusa per il disturbo. Ricordi chi sono. Il mio capo mi incarica di dirti che non è affatto arrabbiato, che il bambino sta bene. Hai 12 ore di tempo per ripensare a quella proposta. Dopodiché sarà tardi. Troppo tardi. Maledetti. Chi era? Che ti hanno detto? Un ultimatum. Un ultimatum? Allora sono loro che hanno preso Johnny. Mi hanno dato 12 ore di tempo. Qual è lo scopo? Cosa vogliono? Che chiuda gli occhi e mi tolga di mezzo. Traffico d'armi, dalla Svizzera ad Istanbul. E poi al Cairo. Un giro colossale. Hanno tentato di comprarmi con del denaro ed ora sono passati all'attacco. Lascia che me ne occupi io. Sarebbe inutile. Devo cedere al ricatto. C'è di mezzo la vita di Johnny. Cosa potresti fare tu? Sono implicate nell'affare grosse personalità politiche. So quello che devo fare. Non puoi impedirmelo. Sono il padre, non dimenticarlo. Pronto, qui Tamer? Sì, cara, gli ho parlato. No, lui non c'entra per niente. Allora, che cosa pensi di fare? Qui non si è fatto vivo nessuno fino adesso. Abbi fiducia, lo ritroveremo, vedrai. Non bisognava lasciarlo solo, è tutta colpa mia. Gli avevi detto che non ti sarebbe più servita. Che cosa ti è successo? Ricattano Tamer, ma la cosa riguarda anche me. Hanno rapito mio figlio. Rapito? E chi è stato? Non lo so, ma sta sicuro che riuscirò a trovarlo. Dovessi rivoltare la città. Dove posso trovare, Maestro? Il signore cerca di lei. Guarda chi si rivede. Il vecchio Robert. Da quando sei uscito? Non ha importanza, dimmi piuttosto chi è che tratta le armi. Vieni. Perché lo vuoi sapere? Voglio trovare il capo, devo scoprire chi è che muove i fili di questa organizzazione. Non lo so. Ho smesso con certi affari. A lungo andare bruciano. Ho davvero bisogno di saperlo. Hanno rapito mio figlio. Prova del missionario. Al Mocambo.
Io non ti ho detto niente. Sta tranquillo. Che voleva? Niente, un momento difficile. Ha bussato al quattrino. Fate la carità, signore, fate la carità. Fate la carità, signore. Grazie, signore. È sparito. Di là. Sputa, dov'è il ragazzo? Avanti, parla! Quale ragazzo? Lo sai benissimo! Ti dirò tutto! Ferma tu! Dove scappi? Robert, sono contento di vederti. Vieni a bere qualcosa. Piantala con le chiacchiere. Dove è andato l'uomo che è entrato? Dove sei nascosto? Non ho visto nessuno io. Perché te la prendi con me? L'hai visto benissimo, non fai il tonto, non ti servirà. Dov'è? Mi ha colpito. C'è di mezzo la vita di un ragazzo. Tenta di fare qualcosa di buono, almeno in questo momento. I marsigliesi l'hanno preso loro. E dove l'hanno portato? Dov'è che lo tengono nascosto? Parla! In un circo. Dove si trova? Fuori città. Chi è il capo dell'organizzazione? Non lo so. Hai bambini? Sì, signore. E non vi parlo in qualità di padre. Un bambino è stato rapito. Abbiamo poche ore per ritrovarlo. Chiedo il massimo impegno. Siamo molto dispiaciuti, signore, per quello che le è capitato. Faremo il possibile. A che ora la partenza? Dovrebbe essere per le 9. Che bel bocconcino. È la tua ragazza? Non ti scaldare, non è roba per noi. È merce di classe. Andiamo. Ci farei volentieri un capriccetto. Mi dirai dove l'hai preso? E adesso fatti uscire il fiato! Dov'è il ragazzo? Nella gabbia delle tigri. Accompagnami da lui. Zio Robert, sono qui! Sono qui. Sapevo che saresti venuto. Fai presto, tirami fuori. Ti tiro fuori subito. Attento, Zio Robert! Ho paura! Ho paura!
Vieni fuori da lì dietro. Hai fatto uno sbaglio, Tammer. Dì ai tuoi uomini di starsene tranquilli. E forse potremo raggiungere un accordo. Fai quello che ti dico, sarà meglio per te. Che facciamo? Sentiamo quali sono le sue intenzioni. Vieni avanti. Ecco, fermati lì. E senza le armi. Dì agli uomini di non muoversi senza mio ordine. Va bene, capo, ma io non mi fiderei troppo. Zio Robert! Zio Robert! Non è niente, mi hai riposato un po'. Adesso ti porto subito fuori. Voglio un aereo pronto per il decollo e un salvacondotto per il Cairo. Questo esula dai miei poteri. Devo chiedere al dipartimento. Va bene, ma non fare il furbo. Ci accompagnerai all'aeroporto con la tua macchina e il ragazzo verrà con noi. Dov'è? È al sicuro e adesso è meglio che telefoni. Non ho altra scelta. Desidero parlare con il Dipartimento di Stato. Sono l'ispettore George Tammer. Precedenza assoluta. Sì, resta in linea. Sì, signore, sono io. È un ricatto. Hanno preso in ostaggio un bambino, mio figlio, signore. Dicono che lo uccideranno. Vogliono subito un aereo e un salvacondotto. Dopo lo lascerete? Quando saremo tutti al sicuro. Sono io, me lo passi. La ringrazio. A operazione conclusa sarò da lei. Possiamo andare. L'aereo è pronto. Era qui. Papà! Johnny! Papà, zio Robert è svenuto. Johnny. Robert. Quest'uomo è ferito. Lasciate che avverta qualcuno. Bisogna chiamare un'ambulanza. Attenzione, stanno venendo fuori. Tammer è con loro e c'è anche il bambino. Avvertite l'aeroporto, che piazzino i tiratori scelti. Passo. Stanno salendo in macchina. Partono ora. Vai ora. Te lo regalo, Johnny. Sarà il tuo angelo custode e ti proteggerà. Sei contento? Oh, zio Robert, grazie. Ti voglio tanto bene, sai? Dove mi portate? All'ospedale. Hai una brutta ferita, ma te la caverai. Cerca di stare calmo. Siamo arrivati in tempo. E il bambino? È con loro. Stanno andando all'aeroporto. Portatemi là, sono il padre. Lei è pazzo, non posso farlo. Faccia come dico, all'aeroporto. È in ballo la vita di mio figlio, è più importante di me. All'aeroporto. Sta giocando anche con la sua vita, se ne rende conto? Sì, sì. Con te non ho più paura, papà. Lo so che sei coraggioso. Attenzione, state pronti! Fermi! Non sparate! Lasciateli passare!
Fate attenzione e teneteli sotto tiro, cercheranno di sparare. Ho mantenuto la promessa, ridatemi mio figlio. Tuo figlio verrà con noi, saremo più tranquilli. Dovevo aspettarmelo. Non gli succederà niente di male, te lo rimanderemo non appena saremo al sicuro. Fermo, non muoverti. Non hai possibilità di scelta. Prega che non ci capiti niente. Pagheresti per primo.